La Polizia di Stato di Porto Empedocle, agli ordini del vicequestore aggiunto Cesare Castelli, ha tratto in arresto Giuseppe Butera, 38 anni, al momento sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e Francesco Di Stefano, 36 anni, entrambi empedoclini, in quanto colti nella fragranza del reato di rapina aggravata. Intorno alle 22:30 di ieri la volante del locale commissariato in servizio di controllo del territorio transitava nei pressi della via Roma e udiva delle grida provenire dalle vie limitrofe, apprendendo che poco prima era stata consumata una rapina in danno di un uomo di più di 60 anni originario di Lampedusa ma a Porto Empedocle per riscuotere i proventi della commercializzazione di prodotti ittici di cui è titolare la moglie. L'uomo, dopo aver cenato in via Roma a Porto Empedocle, era risalito sull'autovettura in compagnia di un altro uomo e sarebbe dovuto ripartire per la Maggiore delle Pelagie con il traghetto di linea, quando è stato sorpreso dai due malviventi, che dopo averlo colpito al volto con un pugno gli strappavano di mano una borsa contenente la somma contante di 123.700 euro. La parte lesa ha reagito provando ad inseguire l'uomo. I due hanno anche avuto una breve colluttazione, poi l'intervento della polizia. In particolare Di Stefano veniva tempestivamente intercettato e bloccato, quindi venivano continuate le ricerche. Il borsone con la refurtiva è stato ritrovato all'interno di un'aiuola. Butera se n'era disfatto prima di ritornare nella sua abitazione, dove è stato rintracciato, riconosciuto e tratto in arresto. I due empedoclini hanno infatti prima agito coperti da passamontagna, ma poi se lo sono tolti. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, i due arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Agrigento. Sì, abbiamo tratto in arresto in flagranza di reato due pedofili già noti ai nostri uffici per rapina aggravata. È una brillante operazione conclusasi tempestivamente perché l'arresto è avvenuto nelle fasi successive alla rapina di questi due soggetti. E abbiamo anche recuperato la refurtiva, che non è cosa da poco, sono quasi 124.000 euro in contanti, ovviamente per la felicità della parte offesa. Avete avuto anche la collaborazione dei passanti? Sì, 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 diciamo che la volante si trovava nei pressi del luogo del fatto e tempestivamente gli utenti che nel frattempo avevano saputo, perché le grida del signore si erano sentite anche a distanza, avevano saputo di questa rapina, indicavano la via di fuga di uno dei rapinatori. Grazie alla collaborazione dei cittadini finalmente abbiamo acciuffato uno dei due e l'altro poi con l'attività diciamo investigativa siamo riusciti a risalire anche all'altro autore.